tirare fuori una persona da un appartamento in fiamme, insomma, non è una cosa da tutti, però se succede non puoi tirarti indietro, è comunque una persona. Ho detto devo tirarlo fuori in qualche modo, sono entrato dentro spaccando la porta e ho tirato lui fuori. Hanno 17 e 18 anni, si chiamano Diego Di Cataldo e Francesco Caiazza e hanno compiuto un atto di straordinario coraggio. Senza esitazione hanno salvato la vita ad un 85enne, portandolo fuori dal suo appartamento avvolto dalle fiamme. È stata una cosa improvvisa, cioè nel giro di pochissimi minuti ci siamo trovati da stare tutti in casa mia in salotto, tranquillissimi a chiacchierare con mamma e il fratello mio, a essere sul ponte ad aspettare i vigili. Francesco, ospite a casa del suo amico Diego, ha reagito prontamente insieme a lui. Tutto è accaduto in pochi istanti, proprio all'ora di cena in Calle Racchetta. È stata Giovanna, la mamma di Diego, a percepire per prima che qualcosa non andava, sentendo l'odore acre di fumo provenire dal piano di sopra. Ho notato che il catenaccio era ancora attaccato e ho dovuto spaccarlo tirando una spallata alla porta. E appena entrato è arrivata una rifolata di fumo che non mi ha fatto più vedere niente. Ho visto solo la luce delle fiamme provenire dalla cucina. Le fiamme sono divampate dalla cucina dove l'anziano stava preparando una frittura quando l'olio ha preso fuoco. Nel panico ha tentato di spegnere le fiamme con l'acqua. Questa reazione istintiva ma purtroppo errata ha provocato una fiammata che ha innescato l'incendio. Tra l'acqua e l'olio si era allargato tutto e ho provato a dirgli di uscire, però non mi voleva ascoltare, continuava a ripetere che doveva spegnere l'incendio, allora me lo sono caricato di peso e l'ho dovuto portare giù dalle scale. L'85enne, portato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso dopo poche ore con una leggera intossicazione da fumo. Senza il pronto intervento dei due ragazzi, l'anziano poteva riportare conseguenze gravi. Quando è stato portato via dall'ambulanza hanno detto che c'è stata una lieve intossicazione e quindi se non fossimo entrati si pensa che ormai poteva avere una cosa un po' più seria. Grazie alla loro prontezza e al loro coraggio, Diego e Francesco sono riusciti a salvare una vita, dimostrando che l'eroismo non ha età. Penso di aver fatto quello che dovevo fare, cioè il mio dovere. Sì, esatto, anch'io non mi direi sono un eroe, cioè io ho fatto quello che mi sembrava giusto fare in quel momento, perché comunque non parliamo di solo la casa, parliamo proprio di una vita umana.